Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A voi di nuovo la linea. Grazie caro Sveva, alle 18:15 minuti e 34 secondi. Lorenzo, io ti ho seguito attraverso la radio, ma lo sai che mi sembrava da hai una voce ascoltatore, che da fa molto ascoltatore. onde medie, devo dire. Allora, cosa mi dici? Beh, Male, al telefono bene? ti Che viene dato questo mi hai bottone sentito da da onde radioascoltatore? medie. Qual è il tuo giudizio? Qual è il tuo giudizio? Sono andato bene senza l'amico Mi sei Antonino? piaciuto, ritmato, preparato, Oh, capputo. grazie. Io tra poco vi lascerò l'amico Antonino, una puntata un po' travagliata perché purtroppo insomma abbiamo avuto qualche inconveniente tecnico, però insomma dai, siamo riusciti a cavarcela, abbiamo anche parlato di un tema caldo che era quello proprio legato alle dichiarazioni del ministro Lollobrigida, però insomma penso che di aver lasciato almeno un ragionamento in più ai nostri radioascoltatori, perché insomma, era doveroso da parte di una trasmissione che parla di agricoltura, ma non solo, anche degli agricoltori del mare, che sono i nostri maricoltori, i nostri molluschicoltori. Molto bene. Guarda, è meglio considerare queste cose perché io sto leggendo le agenzie e c'è da preoccuparsi un pochino, visto e considerato che da un lato Trump adesso si sta occupando della Russia perché ha dichiarato che sta seriamente considerando delle sanzioni su larga scala e dei dazi contro la Russia fino a quando non si raggiungerà un accordo di pace e un cessate il fuoco con l'Ucraina. È anche vero che in tutto questo il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato di introdurre dei piani per addestrare tutti gli adulti alla guerra. Quindi, insomma, la situazione è un po' complicata. La notizia che mi non sono sicuramente la leggo. buone notizie. No? Dimmi. Non sono sicuramente buone notizie. Anche se devo dire, mi senti Antonino? Sì, ti sto ascoltando. No, anche se devo dire la verità in tutto questo, io spero che l'Europa finalmente si accorga, si svegli. Siamo stati cullati in questo dolce sogno mieloso, politicamente corretto, mentre c'è un mondo che merita anche da parte dei singoli, noi, lo dico, un po' di grinta in più. L'Europa è stata costruita con fatica, con sudore, con sangue purtroppo, e anche le nostre, quello che diamo, guarda, io lo dico sempre, quello che diamo per scontato, i nostri diritti, la sanità pubblica, purtroppo molte volte va male, ma tante altre cose che diamo per scontate non sono mai scontate, sono diritti che abbiamo acquisito perché qualcuno prima di noi ha combattuto, ha lavorato duramente, ha pensato solo al lavoro, magari ha pensato veramente al sacrificio, ha vissuto una vita di sacrifici per lasciarci E invece io devo dire che secondo me, sia politicamente parlando, sia anche, fammi dire, un po' nel pensiero, anche di tanti giovani. Ora non voglio criticare, fare il vecchietto che dice ma sono tutti i giovani d'oggi. No, non dico così. Però secondo me ci vuole un po' che si svegli l'Occidente, si svegli l'Europa, sia un po' orgoglioso della sua cultura, sia un po' orgoglioso di quello che ha fatto fino adesso nel mondo, che non è tutto negativo, non è che siamo il male l'Occidente. L'Occidente ha portato un sistema che è quello che funziona meglio di tutti, che è il sistema democratico rispetto ai sistemi dittatoriali. Quindi dobbiamo un po' guardarci allo specchio e dire abbiamo fatto bene, adesso bisogna impegnarci ancora, perché se non ti impegni tutti i giorni, quotidianamente, e non hai grinta, c'è qualcuno che in questo momento ha più grinta di noi, e piano piano vedi che è il secolo asiatico, e sarà il secolo asiatico se non ci svegliamo. Antonino, tanto avrai una persona adesso che parlerà sicuramente molto meglio di me di economia, quindi è inutile che rimango qua, io mi eclisso e lascio solamente lo spazio al professor Bagnai. Ci risentiamo il prossimo venerdì per parlare di agricoltura, pesca e ambiente. Ciao a tutti! Molto volentieri, grazie Lorenzo e buona serata anche a te. Allora noi continuiamo in attesa di entrare in comunicazione con l'onorevole Alberto Bagnai per il Parlamento di questa sera con le ultime notizie. Allora, l'ANSA, Ucraina, questa è la notizia d'apertura. Putin pronto a concordare una tregua, Trump sanzioni alla Russia fino al cessate il fuoco.
Bloomberg cita alcune fonti secondo le quali per un accordo sulla cessazione delle ostilità ci dovrebbe essere una chiara intesa sui principi quadro dell'accordo di pace finale. I tycoon, Kiev e Mosca si siedano al tavolo prima che sia troppo tardi. Mosca attacca il piano di riarmo, pronti a contromisure. Ancora il caso di Ciotti, il governo risarcisca i migranti, ira di Meloni, Salvini, vergogna. Nella bozza del DDL il femminicidio è un aggravante punibile con l'ergastolo. Al via il Consiglio dei Ministri, Meloni presiede da remoto. E ancora l'incidente, bus con 44 bambini, tampone un tir, gravissimo, l'autista, 2 scolari e 2 insegnanti feriti e trasportati in ospedale. Un incidente stradale si è verificato stamattina sulla A4 direzione Venezia, all'altezza dell'uscita di Cormano, e questo bus con una scolaresca di un elementare di Ivrea con 44 bambini a bordo e alcuni insegnanti, diretto nel Bergamasco, ha tamponato un tir andando a finire su un guardrail. Il conducente, 43 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni al Niguarda. Speriamo il meglio per lui e per i 2 ragazzini finiti in ospedale. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io do il bentornato questa sera all'onorevole Alberto Bagnai, che ringrazio come sempre della sua cortesia e disponibilità. Professore, allora questa settimana c'è stato un interessante convegno, interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega. Com'è andata? È andata molto bene. L'aula dei gruppi parlamentari, la nostra sala conferenze alla Camera, che è da 280 posti, si era stipata di gente, c'era gente in piedi, c'era gente a Via di Campomarzio. L'anno prossimo, questa era una prima edizione, era un numero 0, diciamo così. L'anno prossimo sappiamo che c'è interesse per la materia, perché c'è interesse per come la Lega l'affronta. Quindi intanto mi scuso con chi è stato scomodo, faremo in modo che la volta prossima sia più comodo. Credo che l'interesse fosse dovuto alla presenza dei ministri, del ministro Salvini, del ministro Giorgetti, quindi alla qualità istituzionale e politica delle persone, ma anche al momento, che è un momento particolarmente delicato, anche perché, come ho cercato di far vedere nella mia relazione introduttiva, che trovate su vari canali YouTube, ma anche sul mio blog, ma anche sulla pagina Facebook della Lega, dove è stata trasmessa in diretta e quindi dove la ritrovate fra i video, in questa fase diciamo storica si vedono concretamente gli squilibri che la costruzione europea ha creato prima al proprio interno e poi ha esportato nell'economia mondiale, causando una serie di reazioni che sono poi la motivazione economica dei conflitti cui stiamo assistendo, rispetto ai quali invece dall'Europa viene una risposta in termini di escalation, cioè di continuare con la competitività, cioè con il voler invadere i mercati altrui e armarsi per difendersi dalle reazioni altrui, invece di cercare un modello di sviluppo più equilibrato, dove le persone oltre a vendere pensano anche a comprare, dove c'è un effettivo scambio e non una prevaricazione. Ma questo nella mentalità italiana c'è, ma in quella di altri paesi europei storicamente non c'è, quindi è una convivenza complessa. Abbiamo cercato di capire come gestirla, entrando anche in cose pratiche, come per esempio descrivere le misure che l'onorevole Gusmeroli sta proponendo e che in questo momento stiamo difendendo in Senato sulla rottamazione, o difendere le misure che il sottosegretario Bitonci ha elaborato al Ministero per il turismo delle piccole e medie imprese. Ecco, appunto, si parla a proposito dell'onorevole Gusmeroli e quindi della rottamazione quinquies. Puntualmente c'è quello che si alza da sinistra e dice: vabbè, ma in questo modo stiamo incoraggiando gli evasori fiscali, perché tanto che motivo c'è di pagare le tasse, visto che ogni 2 per 3 il governo fa una rottamazione, che in realtà è un condono mascherato. Ma non vi è venuto a noia di sentire questo ritornello? Ma ecco, il convegno e nella mia relazione introduttiva in particolare ho proprio cercato di far capire quanto sia sciocco questo e disinformato e
anti-italiano, ma direi disumano questo modo di ragionare, che parte da una profondissima ignoranza, perché io non credo che l'uomo sia cattivo, tutt'al più può essere stupido o ignorante. Queste considerazioni sono frutto, non so se di stupidità, ma certamente di ignoranza, cioè non si vuole capire, non entra in testa, e a chi non entra in testa, ahimè, da qualche parte prima o poi entrerà, perché il fenomeno questo governo lo sta cercando di arginare, ci stiamo risollevando, ma cosa non si capisce? Dal 2007 l'Italia non cresce, dal 2007, da quando c'è stata la crisi subprime e da quando c'è stata la crisi Lehman, gestita con le regole europee. Cioè, c'è una cosa che vorrei, la dico così. Quando c'è stata la seconda guerra mondiale, chiaramente non è stata una passeggiata, il paese è stato completamente distrutto, la guerra è iniziata nel 1939, nel 1949 eravamo tornati allo stesso livello di PIL, 10 anni dopo. Quando c'è stata la crisi Lehman, è stata una guerra mondiale, ci sono voluti 17 anni per tornare al livello del PIL di quell'anno lì, cioè noi ci siamo riusciti quest'anno a tornare al livello del PIL del 2007, non so se è quasi il doppio di stasi dell'economia. Allora, in un contesto come questo, che è un contesto assolutamente eccezionale, neanche una guerra mondiale ci ha causato un danno così protratto, chi si ostina a non voler favorire delle misure eccezionali a favore del contribuente onesto, del contribuente che ha dichiarato, lo fa probabilmente perché si sente un privilegiato, e io gli auguro con tutto il mio di tutto cuore di poter continuare ad esserlo, ma ci sono delle persone che non sono privilegiate, ma lo abbiamo visto anche in un'altra circostanza, nella pandemia. C'erano persone che con il lockdown stavano a casa e guadagnavano, e c'erano persone che con il lockdown stavano a casa e non fatturavano. Però bisogna essere un po' in grado di mettersi nei panni degli altri, anche perché poi quando vai a vedere le cartelle, che cosa vedi? Vedi che le cartelle che in capo ai lavoratori autonomi sono circa il 12%, cioè tanto quanto la percentuale degli autonomi sul totale della forza lavoro. Quindi non è che c'è il dipendente puro e incorrotto o l'uomo di sinistra puro e incorrotto che punta il ditino. Queste sono chiamate alle armi demagogiche fatte per fomentare l'odio sociale, perché sulla pace sociale la sinistra non campa. Questa è la verità, cioè alla fine poi il discorso è questo: ignoranza e un pizzichetto di malvagità da aggiungere a questo simpatico cocktail. Ecco, non ci facciamo mancare assolutamente niente. Ecco, e in particolare davanti allo scenario attuale, davanti a questa situazione di guerra, Matteo Salvini da giorni osserva, tra l'altro saggiamente, non è possibile che ci dicano vabbè, ma se sforate per i conti, diciamo così, ordinari, vi facciamo passare, diciamo, i peggiori guai. Se invece c'è da spendere per comprare armi su armi, vabbè, lì potete fare tutto il debito che volete. Sbaglio, voglio dire, io avverto una sottile sensazione di presa in giro da parte di questa Europa. Ma allora, l'Unione Europea indubbiamente sì, ma chi segue il lavoro che stiamo facendo e chi segue non tanto poi il lavoro degli economisti, ma anche dei parlamentari della Lega, che voglio ricordare banalmente che a fine 2011 furono gli unici all'opposizione del governo Monti, tanto per essere chiari, e lì rimasero. Perché? Perché capivano che queste regole europee non erano solo ingiuste, cioè non era solo ingiusto che la legge finanziaria fosse diventata, come aveva previsto Bossi nel 1997, un fax inviato da Bruxelles. Il problema è che il fax era pure scritto male, e il problema era che lo mandavano solo a noi, cioè dietro quelle regole c'è una potente ipocrisia, perché le regole vengono affermate sulla base del principio che devono essere uguali per tutte, ma in realtà sono frutto di rapporti di forza, e quindi i tedeschi sistematicamente, e i francesi, i paesi che si sentivano, perché ora non lo sono più forti, e regolarmente le eludono. Abbiamo appena fatto, sono appena reduce da un webinar cui ho partecipato sul canale YouTube dell'associazione Asimmetrie con Marco Zanni, che è stato nostro eurodeputato
e con Luciano Barra Caracciolo, che è un consigliere di Stato eminente, ma è stato anche nostro sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche europee, in cui parlavamo proprio di questo, a proposito del famoso piano di riarmo. E in particolare il presidente Barra Caracciolo evidenziava come i tedeschi hanno già detto che si fanno loro 500 miliardi di investimenti in armi utilizzando fondi fuori bilancio, insomma in qualche modo non si sa perché queste regole per loro non ci sono. Allora come si deve sentire, dico sempre io, un cittadino greco che ha visto il proprio paese massacrato nel constatare che adesso quando i paesi del nord sono in difficoltà possono violare qualsiasi regola e per di più non violarla per cose di cui pure avrebbero bisogno, perché in Germania stanno cadendo a pezzi tutte le infrastrutture, le strade, i ponti, le ferrovie, ma per acquistare armi, cioè per esporre tutti quanti a un pericolo di dimensioni veramente ragguardevoli. Io non lo so, è chiaro che il progetto dell'Unione Europea si palesa per quello che è Forcolandia, come la chiamava Bosti, un progetto mortifero dal quale dobbiamo assolutamente prendere le distanze o comunque nel quale dobbiamo cercare di portare una voce di ragionevolezza, e mi sembra che questo governo ci stia riuscendo sotto questo profilo. Decisamente. Allora, onorevole, grazie del suo tempo e al piacere di ritrovarci presto. Grazie a voi per l'invito, alla prossima. Grazie ancora. Sigla e poi jingle e Enzo Carella, Malamore 1977, tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Antonino, a te la linea. Grazie Sveva, sempre immenso Enzo Carella nel 1977, ma l'amore, questo era un amore struggente, un amore diciamo così in grado di far consumare una persona. E poi c'è un altro tipo di amore che è fatto di abuso, che è fatto di bullismo, non è necessariamente amore, anzi molto spesso non lo è. C'è il revenge porn, c'è questo e molto altro. E allora alla vigilia dell'8 di marzo abbiamo preferito evitare di fare vuota retorica d'occasione e vi voglio offrire questo colloquio con Federica Zanella che da par suo ci racconterà con Stop Cyberviolenze, che è la sua associazione che si occupa di questo, ci racconterà un po' qual è lo stato della situazione. E allora ascoltiamo assieme questo colloquio che credo avrà molti spunti di riflessione per tutti e ciascuno di voi. E voglio ringraziare ancora una volta Federica Zanella per la sua cortesia e per il suo tempo. Sveva, vai pure. Questa sera è tornata a trovarci una gradita ospite di questa trasmissione che è Federica Zanella che è stata onorevole per la Lega, ma è qui nella veste di presidente dell'associazione Stop Cyberviolenze, che si occupa di azioni per la tutela dei minori sul web contro cyberbullismo, sexting, revenge porn, hate speech. E io la ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità, soprattutto alle soglie di questo 8 marzo, perché noi non vogliamo fare, per fortuna con Federica questo rischio non c'è, non vogliamo fare vuota retorica, ma vogliamo parlare di cose concrete, grazie a Dio. E infatti questa settimana tu ti sei occupata di cose molto concrete, se non sbaglio, mercoledì scorso. Intanto grazie e benvenuta qui a Zoom stasera. Grazie a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori, è sempre molto bello prendere parte alla tua trasmissione. Grazie. Tocchi sempre delle tematiche molto interessanti e vai sempre molto al concreto, che è una cosa su cui andiamo molto molto d'accordo. Sì, mercoledì in effetti abbiamo fatto una tavola rotonda molto interessante in cui abbiamo coinvolto principali, diciamo, player del mondo istituzionale, c'erano tanti senatori, deputati, membri di governo, associativo, quindi ero presente anch'io che peraltro ho moderato questa tavola rotonda, e aziendale perché anche le aziende hanno portato diciamo così dei loro contributi sul tema in vista dell'8 marzo di come combattere la violenza di genere, diciamo attraverso un utilizzo virtuoso e condiviso, quindi proprio per questo tutti i player di tutti i nuovi strumenti, siano fisici o digitali. È inevitabile purtroppo l'8 marzo parlare di violenza di genere, però sai, è la cosa, è un allarme sociale pazzesco e quindi è la cosa su cui effettivamente siamo tenuti a dare delle risposte sempre più efficaci. Poi sicuramente ci sono tante altre tematiche da trattare l'8 marzo che eludono le mie specificità, anche se ovviamente me ne sono occupata sempre anche come deputato, quindi il lavoro più povero per le donne e tante altre problematiche. Ma al netto di tante ideologie, purtroppo la violenza di genere rimane una problematica in continua evoluzione e tra l'altro che si manifesta come dicevamo in molteplici forme, quindi spazia dalla violenza fisica e psicologica fino alle nuove minacce che corrono sul digitale e tu sai che appunto io sono stata l'autrice dell'emendamento che ha istituito i 2 nuovi reati di sexting e revenge porn, perché purtroppo quando diciamo avevamo parlato del codice rosso, ci è arrivato il codice rosso diciamo alla Camera da vagliare e effettivamente si parlava ed è una cosa efficacissima, è stato sicuramente una legge efficacissima nel contrasto, efficacissima, più efficace, poi c'è tanto ancora da fare, chiaramente nel contrasto sia della violenza reale, cioè quindi ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con riferimento chiaramente particolare ai reati di violenza sessuale domestica, e appunto ha introdotto alcuni reati nel codice penale e ha fatto tante cose buone, però in effetti mancava la violenza
diciamo perpetrata attraverso i canali digitali, quindi una lesione molto forte della donna attraverso l'attacco sul web, postare foto, video sessualmente espliciti di una persona per portarla, cosa che può portarla anche a atti estremi, ma comunque per lederla. Quindi sexting è semplicemente postarlo, spesso è revenge porn perché un ex compagno lo fa per vendicarsi, quindi revenge è vendetta, e questa è una forma molto molto lesiva, e teniamo presente che anche molti di questi reati diventano dei reati spia per violenze più importanti, cioè iniziano così e poi purtroppo succede che arrivino alla violenza fisica o addirittura al femminicidio, con dei dati che sappiamo sono drammatici. Ovviamente aumentano i reati e stanno emergendo comunque strumenti innovativi che offrono supporto alle vittime e contribuiscono anche a creare ambienti più sicuri, sia sul piano fisico. Si stanno rafforzando reti di protezione attraverso sportelli di ascolto, case rifugio, ma anche programmi scusate, di Prego. formazione. Scusate, non sono stata bene in settimana, ma ci tenevo a essere presente. Grazie. Diciamo, le forze dell'ordine fanno programmi di formazione e quant'altro, e allo stesso tempo anche il digitale offre molte risorse e tante app di emergenza, piattaforme di supporto psicologico. Devo dirti, visto che mi piace sempre parlare molto, andare molto sul concreto, mi fa piacere parlarvi di un'app di cui mi sconoscevo l'esistenza, e questa è una cosa grave, visto che me ne occupo da tanti anni, però sai, spesso non si parla poi delle cose più importanti, le cose più pratiche quando si fanno convegni, eccetera. Invece m'ha fatto molto, molto piacere conoscere quest'app, che invito, tutte le donne comunque a scaricare, perché è un'app che si chiama Bright Sky. E, senza fare pubblicità, ma comunque è promossa dalla Fondazione Vodafone, quindi chiaramente è una cosa, che lavora sul sociale, una realtà che lavora sul sociale, e che mette praticamente a disposizione tutta una serie di innanzitutto la cosa importante è che si presenta come un'app meteorologica, perché sappiamo che molte donne sono controllate. Quando subiscono violenze, soprusi, eccetera, gli uomini operano violenza anche in questo senso, le controllano in modo frenetico, e quindi controllano i loro telefoni, controllano anche, diciamo, i conti correnti, e poi ne parliamo perché anche la violenza economica ha un aspetto rilevante, però appunto appare come un'app meteo. Quindi bright sky, Sì. sole, cielo chiaro, cielo limpido. In realtà entrando, ci sono una serie di sezioni molto, molto importanti, cioè, si può sia valutare, questa è una cosa molto interessante, attraverso dei questionari sulla app, il rischio di una relazione, che possa, diciamo sforare nella violenza, per sfatare stereotipi e luoghi comuni sul fenomeno della violenza. Ci sono delle cose, dei piccoli reati spia da cui una donna può evincere di essere realmente a rischio, e se non lo fa la donna lo può scaricare un amico, un parente, un collega di lavoro che capisca che questa donna è sotto pressione, e può farlo e vedere se effettivamente alcuni aspetti sono rilevabili come un reale rischio. Poi c'è una mappatura dei servizi di supporto per le donne che subiscono violenze e maltrattamenti su tutto il territorio nazionale. C'è la chiamata rapida al 112 perché è collegato con la polizia, attivabile con un click da tutte le parti, da tutte le schermate della app, e anche una sezione che presenta informazioni, diciamo, e consigli sull'educazione finanziaria, perché c'è anche questo tipo di violenza, cioè la violenza di economica, e, che l'aiuta anche, diciamo, le aiuta anche a renderle indipendenti economicamente, non solo perché magari, non so, a loro vengono sequestrati i soldi dello stipendio, non gli viene concesso di gestire il loro conto corrente, eccetera, ma anche perché molte donne accettano più a lungo delle violenze, sia psicologiche che fisiche, perché non sanno, ecco, rendersi autonome economicamente, quindi accettano soprusi che non devono più accettare, e questo è fondamentale, e devo dire, mi faceva piacere parlarne perché
è un bel progetto, anzi non è un bel progetto, è una bella app concreta che è stata creata negli anni del Covid, dove ovviamente purtroppo la violenza di genere è anche aumentata, e devo dire è stata sinora scaricata, ho scoperto, da più di 300.000 persone, ma speriamo che, insomma, parlandone oggi, ci sia qualcuno in più che la scarica, perché è veramente una cosa totalmente chiaramente gratuita, e veramente ritengo efficace, una cosa importante. Decisamente. Federica, tra l'altro in questo convegno appunto della scorsa di questa settimana, Sì, tu hai fatto un'osservazione che mi lascia pensare. Dice, per mh-mh. molti giovani diventa, la sto leggendo qui su affaritaliani.it, per Ah sì, molti okay. giovani diventa quasi un'ossessione la realizzazione del sé Sì, attraverso la rete, sì, anche per accreditarsi socialmente. E magari per una assolut manciata di like possono arrivare a commettere errori che purtroppo rischiano di essere senza possibilità di rimedio. Ecco, esatto. cioè, ma noi, insomma, quando avevamo 15-16 anni, volevamo affermarci in tutt'altro modo, non facendo il balletto o la cosa Lo so. grave o la bravata online. Che cosa si è perso nel mezzo? Mamma mia, questa è una domanda molto importante e molto ampia. Da quando eravamo piccoli noi è cambiato il mondo, anche il modo in cui ferire e bullizzare le persone, quindi cyberbullizzare le persone. Una volta, il bulli, diciamo, esistevano, sono sempre esistiti, ma si limitavano magari a rubare lo zaino, a fare il sacco a scuola, anche a cose più violente, ma il tutto veniva circoscritto. Adesso purtroppo i bulli, piuttosto che i ragazzini, piuttosto che le ragazzine, spesso sono ragazzine bulle, amano bullizzare e riprendere. Perché? Perché così ottengono il like. Il like li accredita socialmente, perché loro vivono gran parte della loro vita sul social, per cui le amicizie, le migliaia di amicizie che non sono quelle reali, sono solo quelle virtuali, si acquisiscono tramite cose che facciano scalpore, e secondo loro questi gesti cattivi nei confronti delle persone, oppure, vabbè, il balletto, tu facevi giustamente riferimento al balletto, io rimango ancorata chiaramente al bullismo, ma anche il balletto è un modo per così cercare appunto di accreditarsi, di venire accettati socialmente e di ricevere dei like, ma mentre per il balletto, insomma, non c'è nulla di grave, è solo una forma di meno significativa, di, secondo me, relazione con la realtà, ma su questo non si può dire nulla. Chi vuole fare il balletto su TikTok, ehm, e prendere i like, va bene, se tu invece effettui delle azioni violente, o se tu metti un video sessualmente esplicito, un audio sessualmente esplicito, una foto sessualmente espliciti, o anche una parte di video, di foto, eccetera, sessualmente espliciti, tu ledi profondamente la dignità di una persona, ma rischi molto anche tu, perché i giovani, lo diciamo spesso, l'abbiamo detto anche qua, sono bravissimi nell'utilizzo degli smartphone, ma molto poco consapevoli delle conseguenze che questi hanno. Dopodiché, sai, il salto tra reale e virtuale che c'è stato dalla nostra generazione totalmente analogica, mi piace, sembriamo due vecchi, però ci sono stati dei salti clamorosi in questi 30 anni. Io sono sicuramente una migrante digitale, forse per questo mi piace affrontare molto il tema del digitale, non solo dal punto di vista dei rischi, ma chiaramente anche delle opportunità, però sapendo bene cos'è il mondo analogico. Il rischio per questi ragazzi è che si perde il mondo proprio analogico, che perdano il piacere del contatto. C'era stato un momento dopo il Covid in cui sembrava che avessero capito che dover stare chiusi in una stanza davanti a un computer e basta, senza interazione coi compagni, era una cosa molto depauperante della loro persona. Adesso purtroppo stanno molto, molto, molto tornando all'interazione solo con una tastiera anziché umana, e questa è una cosa che deve farci pensare profondamente. Sicuramente, anche perché l'altro problema è che se qualcuno di noi faceva un gesto da bullo, prima o poi veniva fuori una famiglia che ti riempiva di Esatto. schiaffoni, giusto o Esatto, sbagliato che o anche i fosse. genitori, e se i genitori venivano a saperlo, oppure ti pigliavano per un'orecchia. Invece adesso Appunto.
molto spesso l'educazione genitoriale è un po' labile, ecco, si difendono i ragazzi da tutto, dalla reprimenda del professore e spesso, io ho sentito delle persone giustificare degli atti, orrendi di bullismo, di cyberbullismo, di ripresa eccetera, dicendo: "Ma è una bravata." Non sono bravate, sono cose che ledono profondamente una persona, nella cosa più intima che è la dignità e che purtroppo ledendole sul cyber è una lesione che rimane, per sempre, ne resterà sempre traccia e questo è una cosa, ehm, a cui dovrebbero in merito al quale dovrebbero riflettere un po' i ragazzi, sai, perché dietro la telecamera o lo schermo, eccetera, non ti rendi conto di quanto tu possa far male alla persona che stai vedendo, non hai la percezione reale del dolore che avevi magari quando le strappavi lo zaino, spesso non c'era la percezione del dolore, però giustamente come dicevi tu, o veniva il professore e dava pure uno sberlone, cosa che adesso verrebbe probabilmente, denunciato dai genitori con incriminazione del professore per assurdo, oppure comunque, ti fermavi alla soglia del dolore quando ti rendevi conto che stavi facendo molto male a una persona. Adesso non ti puoi rendere conto di quanto certe cose facciano male a livello psicologico. Questo parliamo di tutto, poi soprattutto a ragazze, perché domani è la festa delle donne e quindi, a ragazze, donne indifese, più deboli, più sensibili, succede che non reggano lo scotto e cerchino purtroppo la via estrema, e a Infatti. quello non c'è più rimedio purtroppo. Federica, per concludere, ringraziandoti sempre della cortesia e della disponibilità, e i reati digitali? Come si Mh-mh. fa? Perché tante volte un ragazzo cade nei guai con questo e c'è sempre un padre e una madre che dicono: ma tanto era lì in camera per i fatti suoi." Sì, lui è in camera per i fatti suoi, ma in quel momento è in un mondo virtuale. Cioè, come si fa a cercare di tenere un occhio su queste cose? Come si fa a costruire un futuro, diciamo, più sicuro, anche più coinvolto, più consapevole per i ragazzi? Ma allora, innanzitutto se tu, pensi al discorso dei genitori io dico sempre che, la responsabilità dei genitori è la prima. Non esiste che tu dica: "Sta lì chiuso e io non riesco a controllarlo." Ci sono 1000 modi, e chiedi l'amicizia sui social, vedi, controlli, prendi il telefonino, scusate ma la privacy con i ragazzini non esiste, io gli prendo il telefonino, controllo cosa fa, controllo se fa del male, controllo le chat, controllo se tra di loro si scambiano chat lesive. E poi una cosa interessante che possiamo dire, altra cosa molto pratica, che diciamo il gruppo Meta, e questo è stato trattato in un altro convegno a cui ho avuto la fortuna di partecipare anche moderandolo, eccetera, ehm, Meta adesso mette a disposizione degli strumenti, ovvero se una ragazza teme di poter essere vittima di sexting, quindi sa o di revenge porn, cioè quindi sa di aver scattato una foto col ragazzino che adesso l'ha mollato e il ragazzino la minaccia di mettere foto, eccetera, eccetera, c'è una funzione in cui lei algoritmi che chiaramente non la riconoscono, anche sessualmente esplicita, lei non deve aver paura che venga letta la foto, l'algoritmo crea degli altri algoritmi che blocca chiunque cerchi di postare quella foto. Cioè se Meta e anche altre realtà, perché sono state acquisite, percepisce che sta per venire inserita dall'ex ragazzo, da un compagno, da chi ha avuto quella foto tramite Rebound, e poi ricordiamo che il sexting e revenge porn punisce anche non solo chi mette la foto, ma anche chi dà, rebound a quella, quindi lo inoltra ad altri, sono puniti ugualmente, si chiama sexting secondario. Questa è una piccola parentesi, ma magari chi ci ascolta può, sapere che commette un reato anche solo, inoltrando una foto. Ecco, se una ragazzina pensa che la sua foto possa venire messa online, può appunto caricare e quella foto verrà bannata da tutti i social, e questa è un'altra cosa molto interessante che va detta. Sicuramente. Senti, per finire, ehm,
come può un genitore in qualche modo essere attento a queste esigenze o anche a questi problemi dei figli? Perché molto spesso c'è una forte, appunto, impreparazione anche digitale. Beh, adesso ci sono tanti supporti anche a livello scolastico, anche per i genitori, per aiutarli a stare al passo con le evoluzioni digitali che i figli conoscono molto meglio, ma ci sono tante realtà che possono supportarli. È molto facile, online si trova tutto, ma veramente basta chiedere anche solo alla scuola e in ogni caso online vai a vedere quali sono i segnali che dimostrano magari che tuo figlio è bullizzato, cyberbullizzato, magari rimane più in stanza, non vuole più uscire, non vuole più andare a scuola, mangia poco. Ci sono molti segnali che vengono descritti da tante, diciamo, link, app che si possono scaricare, e se uno vuole realmente venire aiutato chieda a scuola o chieda a delle associazioni, chieda anche alla nostra associazione, la mia è Stop Cyberviolenze, e gli diamo tutte le indicazioni del caso. Molto volentieri. Allora, Federica, grazie del tuo tempo e al piacere di ritrovarci presto. Grazie a voi e auguri a tutte le donne. Non Mi solo ass- oggi, sempre 8 marzo, però oggi dai, facciamoci gli auguri, una mimosa simbolica a tutti. Mi associo volentieri, grazie. Grazie mille, grazie ancora per avermi ospitata. Per celebrare la giornata della donna, Radio Libertà trasmetterà ogni ora fino alla sera dell'8 marzo Russarito, il tuo velo, il brano che il cantautore iraniano Mehdi Yarahi ha scritto a sostegno delle proteste in Iran del 2022, in cui invita le donne a togliere l'hijab. A causa di questa canzone, Mehdi Yarahi è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere e nei giorni scorsi ha ricevuto 74 frustate. Noi sosteniamo una vera battaglia di libertà contro la vera violenza e il vero patriarcato.
رو سری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه رو سری تو در بیار عطر تو هوا رو خوب میکنه رو سری تو در بیار موهاتو باز کن عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن رو سری تو در بیار موهاتو باز کن عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن رقص خوشه های صبح بغض من تمام موی تو خیس میشه صورتم میرسم به آرزوی تو رو سری تو در بیار هوا رو صاف کن عشق من نترس به رقص به بوس اعتراف کن رو سری تو در بیار هوا رو صاف کن عشق من نترس به رقص به بوس اعتراف کن آسمون که ابریه دلش گرفته روبروی تو موهاتو باز کن تا غرقشن تو موج موی تو پرده رو بزن کنار حال آسمون که خوب شه خودت تو خورشیدی غیر ممکنه غروب شه اگه گردنم پای عقایدم وایسادم اینو یادت باشه من یه زنم چقدرم وای نیستم A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 19, 3 minuti e 28 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi e adesso aspettiamo di entrare in comunicazione con Ale Musella perché a quest'ora e ogni venerdì è il momento della cultura, dell'arte e in particolare stasera si parlerà di scultura. Vediamo se siamo fortunati questa sera al telefono e se non lo saremo, amen, vorrà dire che proseguiremo con le agenzie, ma io credo che dovremmo essere abbastanza fortunati. 340 670 9659 per le vostre stappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 se volete intervenire, dire la vostra. Io voglio ringraziare ancora una volta Federica Zanella per la sua cortesia e per la sua disponibilità ancora una volta a partecipare a questa trasmissione e naturalmente a raccontarci quello che si cerca di fare per i nostri figli, in fondo, per il loro futuro, perché abbiano una vita diciamo così serena e in particolare per poter essere insomma tranquilli, che è la cosa più importante. C'è bisogno di una serenità, soprattutto di una coscienza nell'uso delle tecnologie.
Ma abbiamo al telefono Ale Musella. Ciao Ale, ben trovato. Oh, non fatto tempo. Abbiamo perso la chiamata, lo richiamiamo subito. È il bello della diretta, cara Sveva, che vuoi fare? Adesso lo recuperiamo pian pianino e vediamo di averlo di nuovo con noi per questo venerdì che si avvia un po' pigramente alla sua conclusione, alla conclusione anche di questa settimana. Domani saremo in onda col garage dell'Alfista, vi ricordo, alle ore 9.35, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Vediamo se riusciamo è irraggiungibile il povero Musella. Vabbè. Senti, noi la nostra buona parte l'abbiamo fatta, abbiamo cercato di esserci, ma ahimè non siamo stati fortunati. E lo so, purtroppo la tecnologia alle volte ci lascia un po' così, un po' esterrefatti, ma pazienza, dobbiamo fare cose che succedono. Gli inglesi li chiamano problemi del primo mondo. Niente, prova tra un po', vedi un po', se non ce la facciamo, niente. Sarà per venerdì prossimo. Certo che veramente quando siamo lì con Ale Musella ci siamo quasi, solo che non ce la facciamo. Niente, pazienza Sveva, dai. Le 19, 6 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. E la notizia che arriva naturalmente dall'ANSA in previsione anche di questo 8 marzo è che il femminicidio diventa reato. Dice il ministro Roccella, il femminicidio diventa reato, è una novità dirompente nel provvedimento all'esame del Consiglio dei Ministri, le norme per il contrasto alla violenza sulle donne. Il Consiglio dei Ministri, scrive l'ANSA, ha dato il via libera al disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime alla vigilia dell'8 marzo, giornata internazionale della donna. Il provvedimento è al centro di una conferenza stampa in corso a Palazzo Chigi, a cui partecipano i ministri Carlo Nordio della Giustizia, Matteo Piantedosi dell'Interno, Elisabetta Alberti Casellati, Riforme Istituzionali, Eugenia Roccella, Famiglia, Marina Calderone, Lavoro, Anna Maria Bernini, Università. Il femminicidio diventa un nuovo reato autonomo ed è punibile con l'ergastolo, ha detto la Ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità Eugenia Roccella. Femminicidio, ha spiegato, è una parola che usiamo abitualmente, ma fino ad adesso non era mai entrata nel codice. È davvero una novità dirompente, non solo giuridica, ma anche sul piano culturale. Con un'iniziativa specifica del Ministero dell'Università, anche rispondendo a un appello dei rettori di questi giorni, stanziamo subito 8 milioni e mezzo di euro per il contrasto alla violenza di genere, che verranno spesi nel rispetto dell'autonomia universitaria, con sportelli per supportare chi subisce le conseguenze di questo tipo di violenza, afferma la Ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Voglio esprimere veramente la soddisfazione e l'orgoglio di aver potuto oggi approvare questo disegno di legge. Oggi andare a definire il reato di femminicidio e soprattutto assegnargli una sua dimensione codicistica autonoma credo sia una cosa assolutamente necessaria, perché si tratta di un reato terribile e purtroppo l'epilogo tragico di situazioni che l'esperienza ci dice, parlando di violenze reiterate nel corso del tempo, ha detto la Ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone. Il nostro impegno deve essere quello di punire chi si rende responsabile di un reato così efferato, però contemporaneamente c'è l'impegno del governo, con gli strumenti messi in campo, di sostenere chi si trova in una situazione di difficoltà e criticità e dare alle donne la possibilità di potersi liberare da situazioni così tragiche, ha aggiunto. Vediamo allora la bozza del provvedimento, cosa reciterà appunto questa la previsione specifica del femminicidio. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o odio verso la persona offesa in quanto donna, o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o comunque l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575 del Codice Penale, che prevede una pena non inferiore a 21 anni.
La pena è aumentata da 1/3 alla metà se, nel caso di maltrattamenti di familiari o conviventi, il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o comunque l'espressione della sua personalità, si legge nella bozza. Negli stessi casi la pena è aumentata da 1/3 a 2/3, secondo la bozza del DDL, per quanto riguarda le minacce e il revenge porn. Attualmente i reati di maltrattamenti in famiglia sono puniti con la reclusione da 3 a 7 anni, pena che aumenta nel caso in cui siano coinvolti minori, donne in stato di gravidanza o disabili. Nei casi di codice rosso l'audizione della persona offesa non è più delegabile alla polizia giudiziaria, ma sarà obbligatoria per il pubblico ministero. Un'altra norma che riguarda i magistrati è quella che, rafforzando gli oneri formativi, introduce l'obbligo per i magistrati di partecipare ad almeno uno specifico corso, tra quelli organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, indipendentemente dall'appartenenza a gruppi o sezioni specializzate in materia e dalle funzioni svolte. Nonostante gli strumenti innovativi già adottati, il numero dei femminicidi non cala, ogni 3 giorni una donna muore. Anche in vista dell'8 marzo abbiamo introdotto alcune modifiche che ci sembrano significative come il reato di femminicidio, proprio per rimarcare l'assoluta specificità del femminicidio, che dipende da questioni strutturali della società, quindi va isolato come reato per far capire la diversità. Questo è quello che ha detto il ministro alla famiglia e pari opportunità Eugenia Roccella a margine di un evento organizzato dal suo ministero al Maxi per l'8 marzo. In questa legge ci sarà anche, ha spiegato, un'attenzione alla formazione dei magistrati, perché il problema è intervenire prima del fattaccio, prima che ci sia il femminicidio, con gli strumenti delle misure cautelari in modo intelligente, accorgendosi subito di quanto sta avvenendo. Questo è ciò che batte l'ansa a proposito dell'introduzione del reato di femminicidio nel nostro paese alle soglie dell'8 marzo di quest'anno. Per quanto riguarda il Papa Francesco resta stabile tra riposo, preghiera, cure e lavoro. Sapete tra l'altro che il comunicato stampa sarà dato solo domani, sabato. Ieri sera si è sentito questo messaggio che il Papa ha inciso, un messaggio peraltro in spagnolo, non in italiano, e l'ANSA parla con Francesco Blasi, ordinario di malattie respiratorie all'Università di Milano e primario della struttura complessa di pneumologia e fibrosi cistica al Policlinico Milanese. Cosa dice il professor Blasi? Dice sostanzialmente che la voce flebile del Papa nel messaggio diffuso ieri sera in Piazza San Pietro è del tutto normale, considerando che il pontefice è in una condizione di insufficienza respiratoria, pur avvalendosi della ventilazione ad alti flussi. E ancora, la voce flebile e stanca non mi meraviglia, è attesa, e non credo possa essere considerato un elemento preoccupante. Si tratta cioè di una situazione normale nel quadro della sua patologia generale. Inoltre, sottolinea l'esperto, il fatto che abbia registrato un messaggio dà intanto un segnale importante, indicando che è orientato e in grado di gestirsi, e questi sono segni rilevanti. Rispetto poi all'ossigenazione ad alti flussi con gli augelli alle narici, di cui il Papa continua a essere sottoposto, può prolungarsi anche per un tempo notevole e non c'è una limitazione temporale. Il problema, chiarisce Blasi, è mantenere l'ossigenazione nel sangue al fine di garantire il giusto livello di ossigenazione di cervello e cuore. La speranza è che man mano che si risolverà o almeno ridurrà il problema polmonare legato alla polmonite, come tutti auspichiamo, si potrà scendere dagli alti flussi di ossigeno a flussi medio-bassi. Gli alti flussi, spiega, sono infatti in ogni caso faticosi per il paziente, nel senso che non è facile mantenere questi alti flussi all'interno delle cavità nasali per lungo tempo per una questione di sopportazione del paziente. Non si tratta cioè di una limitazione temporale d'utilizzo legata alla tecnica, ma la limitazione d'uso è legata appunto alla sopportazione del paziente. Gli alti flussi hanno il vantaggio di poter gestire l'ossigeno come quantità, perché sostanzialmente immettono nel naso aria arricchita d'ossigeno in una quantità che viene decisa dal medico
e quest'aria è umidificata attraverso acqua riscaldata che va da 24 a 36 gradi. Quindi il paziente riceve un flusso d'aria elevato, arricchito di ossigeno in percentuali che vengono decise a seconda del livello necessario per mantenere una saturazione adeguata. Il problema è che tale flusso d'aria passa attraverso degli augelli nasali, determinando una pressione che può creare fastidio, e non tutti i pazienti riescono a sopportare a lungo gli alti flussi. Su questo, commenta lo pneumologo, il Papa sta quindi dimostrando un alto grado di sopportazione e resilienza, legata anche ovviamente al carattere e alla capacità di adattarsi. C'è però un altro aspetto da considerare: gli alti flussi a loro volta possono essere modificati in termini di flusso di litri al minuto. Se il paziente migliora, si riduce tale flusso e anche la quantità d'ossigeno contenuta nell'aria che viene spinta nei polmoni. Se tale riduzione è resa possibile dalle condizioni del paziente, questo è sicuramente un primo segno di miglioramento. Nel caso del pontefice, però, questi elementi non sono stati resi noti e quindi è difficile fare una valutazione più estesa. Per cui per il momento questo è quanto il professore Blasi dice all'ANSA, e in particolare sempre l'ANSA riferisce le parole del direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni, che ha precisato che è stato il Papa stesso a volere che fosse trasmesso ieri sera all'inizio del Rosario in Piazza San Pietro l'audio col suo saluto. Voleva ringraziare le persone per le tante preghiere che stanno facendo per lui e grazie alle quali si sente come portato e sostenuto da tutto il popolo di Dio. La decisione di registrare il messaggio audio, peraltro, è maturata ieri stesso in giornata. Sul perché proprio ieri, le fonti d'Oltretevere sottolineano che il desiderio di farlo, come emergeva anche dall'Angelus di domenica scorsa, si è unito al momento in cui questo è stato possibile, per cui dobbiamo aspettare e lasciare che la cura faccia il suo corso. Una notizia di servizio di qualche minuto fa: la circolazione ferroviaria è rallentata sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli tra Salone e Labico per un guasto a un treno. I treni ad alta velocità sono deviati sulle linee convenzionali Roma-Napoli, via Forme e Chiassino, con allungamento dei tempi di viaggio. A bordo sono in atto le verifiche tecniche, lo rende noto Ferrovie dello Stato, FS, per cui per il momento c'è qualche rallentamento dovuto a un treno sulla Roma-Napoli ad alta velocità. Andiamo a vedere adesso che altro c'è di interessante a quest'ora della sera, e in particolare ieri vi avevamo raccontato, ora io veramente mi metto le mani nei capelli, vi avevo raccontato i capelli, fate voi che li avete, io non li ho, per cui fate voi. Allora, ieri vi avevo raccontato questa storia che sapete che Musk, essendo alla guida del DOGE, questo dipartimento che dovrebbe sfoltire e rendere, diciamo così, più efficiente la pubblica amministrazione americana, Elon aveva cominciato a mandare delle email ogni fine settimana ai dipendenti americani scrivendogli: bene, metti qua per iscritto quello che hai fatto questa settimana, dimostra che cosa servi, se no ti licenziamo. Come se non fosse bastato questo, delle email così sono arrivate anche ai dipendenti italiani delle basi americane. Il fatto è che però, per gli accordi che ci sono, questi sono dipendenti civili che non sottostanno al diritto del lavoro americano, ma sottostanno al diritto del lavoro italiano, e nessun datore di lavoro vi può mandare in Italia una lettera del genere dicendoti: se non mi dimostri che cosa hai fatto sta settimana io ti caccio a calci nel culo. E allora c'è stato un certo imbarazzo, vi raccontavamo ieri, perché c'era chi diceva vabbè, io non gli rispondo, altri che dicevano no, io gli rispondo perché non si sa mai. I sindacati che si sono giustamente messi in mezzo e sono sul piede di guerra, e adesso vi racconto che altro è successo quest'oggi. Battuta 10 minuti fa dall'Ansa Trieste, ecco qua: Aviano, Vicenza, Camp Derby,
Musk blocca le carte di credito ai civili nelle basi USA in Italia. Provvedimento anche per gli italiani a Vicenza, Aviano e Pisa. Aviano, Vicenza, Camp Derby, i tentacoli informatici del Doge, il Dipartimento per l'Efficienza Governativa guidato da Elon Musk, dagli Stati Uniti arrivano ovunque ci sia una base militare statunitense in Italia, e nell'ambito di una manovra che si spera sia soltanto dettata da una spending review, taglia fondi e nella fattispecie azzera le carte di credito governativo in uso. O meglio, non le azzera, ma lascia sul conto un solo simbolico dollaro. Nella rete del risparmio, che si è formalizzata in un ordine esecutivo del 26 febbraio, ci sono finiti tutti, civili statunitensi e italiani, dipendenti degli uffici acquisti, non i militari. Per quel poco che si sa e si capisce, la sospensione delle provviste finanziarie, come riporta una comunicazione giunta ieri mattina, sarebbe di 30 giorni. Forse è un segnale nei confronti di eventuali spreconi, oppure un'azione che, come riporta lo stesso messaggio, ha l'obiettivo di migliorare la trasparenza nella spesa federale, nell'attesa che diventi operativo un nuovo sistema tecnologico centralizzato in grado di registrare ogni pagamento. Preludio forse anche per una riduzione complessiva del numero di carte di credito. Ad Aviano in particolare sono state congelate temporaneamente le tessere in uso ai soli dipendenti civili, con alcune eccezioni, per una sessantina di persone nei vari uffici acquisti. La manovra riguarderebbe tutte le basi, appunto. Infatti la comunicazione è arrivata anche a Vicenza, diretta ai dipendenti civili americani e italiani degli uffici acquisti delle basi e del DIN. Sospesi dunque anche i conti per le spese minori come cancelleria o rappresentanza, che sono a discrezione di chi ha in uso le carte senza passare attraverso appalti. Stessa situazione anche per i dipendenti civili americani nella base USA di Camp Derby tra Pisa e Livorno. Nel gergo si parla di carte freezed per 30 giorni, un periodo che potrebbe anche consentire all'amministrazione centrale di individuare le spese minori delle singole basi. Intanto sono partite formali richieste di chiarimento al governo degli Stati Uniti da parte degli sindacati italiani sul futuro dei dipendenti civili italiani nelle basi. Da giorni, infatti, i sindacati sottolineano che i rapporti di lavoro degli oltre 4.000 italiani dipendenti civili agli insediamenti militari statunitensi sono regolati dal contratto nazionale italiano. In pratica, quindi, questi non sarebbero tenuti nemmeno ad effettuare la settimanale rendicontazione sull'attività svolta decisa da Musk. Ma il timore è che sia in vista un demansionamento, se non un ridimensionamento degli organici. 2 giorni fa, sulla propria piattaforma X, il Doge aveva reso noto di aver disattivato 146.000 carte di 16 agenzie USA, risultate inutilizzate o inutili. Quindi così l'ANSA alle 19:23 minuti e 23 secondi, e in particolare, insomma, siamo davvero combinati molto male. Mi sembra che la situazione qui non sia proprio al massimo. A proposito, se state andando a trovare la fidanzata o vi riunite alla famiglia per questo 8 marzo e avete scelto il treno, come diceva una volta una nota pubblicità, ai. E già, perché altre notizie di servizio, sempre dall'ANSA, dalle 21 di oggi alle 21 di domani sera, sabato 8 marzo 2025, i treni sono a rischio cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del personale gruppo FS Trenitalia, TPR e Trenord, proclamato da USI-CIT e SLAI Cobas. Trenitalia ricorda sul proprio sito i treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero. Per il trasporto regionale sono invece garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L'agitazione sindacale può però comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all'ora di partenza del treno prenotato per treni Intercity e Frecce, fino alle ore 24 del giorno antecedente allo sciopero stesso per i treni regionali. In alternativa, spiega ancora la società DFS,
possono riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili non appena possibile, secondo disponibilità dei posti. Le informazioni sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, attraverso il sito trenord.it o tramite l'app di Trenord, sito trenitaliatiper.it, numero verde gratuito 889 20 21. Per domani, i guai li avete anche voi che volate, per domani l'USICIT, Unione Sindacale Italiana, ha inoltre proclamato uno sciopero generale del personale dei dipendenti del settore aereo coinvolti per l'intera giornata. Stop nazionale anche di USB e CUB di tutte le categorie pubbliche e private, a esclusione dell'intero settore trasporto. Vabbè. Qui ora uno dice pensate a tutte le... Pensate alle, come si chiama, alle partite IVA, no? Come me, come te che mi stai ascoltando, Pure noi scioperiamo, come noi, in un occhio scioperiamo. Va bene, allora, alle 19:26 minuti e 10 secondi, io direi che chiudiamo questo penultimo segmento di Zoom, di Chilometro Zoom di questo venerdì 7 marzo, con le previsioni del tempo, perché ancora ANSA, l'Italia è divisa tra caldo primaverile e nubifragi, ma da domenica è previsto un forte e diffuso peggioramento soprattutto su Sicilia, Sardegna, Bassa Calabria, ma soprattutto in Sicilia. Fino a domenica con tanto sole al centro-nord, momenti di forte instabilità al sud, farà più caldo in Lombardia che in Sicilia e Calabria. Tra domenica sera e lunedì mattina si registrerà pioggia al centro-nord, neve sulle Alpi. In seguito i rovesci raggiungeranno anche il meridione. Le piogge temporali saranno meno frequenti sul versante adriatico, al nord-ovest e all'estremo sud, anche se la situazione sarà nuvolosa e decisamente instabile. Non farà freddo nonostante le piogge. Le massime scenderanno dagli attuali 20 gradi fino a 13-15. Le proiezioni attuali indicano un miglioramento possibile da sabato 15 marzo. Quindi ci tocca una settimana di maltempo. È anche vero che marzo pazzo, per cui ci sta che se marzo non marseggia e aprile poi non aprileggia, questo è il punto. E poi andiamo tutti a Scarpaleggia, ma questa è un'altra... Un giorno vi racconterò la storia di Scarpaleggia, tanto ora comincia la Quaresima e c'è tempo per raccontare cose di questo genere. Va bene, 19:27 minuti e 50 secondi, a questo punto una botta di poesia ci sta tutta. Sveva, che cosa abbiamo? Vito mi ha detto... Mi sentite? Sì, perfettamente. Vito mi ha detto che ha inviato una poesia sulla festa della donna. E allora agevoliamo il nostro Vito. E quando la marea sale, milioni di gocce, insignificanti in sé, unite da un abbraccio, spostano tonnellate di metallo in forma anche di nave. Quando la marea sale, milioni di donne possono fermare il mondo. Le donne. Diceva e scriveva Joseph Conrad, che il problema delle donne, il più delle volte, sono gli uomini. Cosa dire delle donne? Un cervello multitasking, poetessa, scrittrice, avvocata, presidenta, romana o allemanda che fosse, cattolica o luterana, o mezzaluna orientale. La donna
dall'inizio dell'umanità, ha curato l'uomo. L'ha partorito, l'ha cresciuto, l'ha educato, l'ha amato, l'ha riverito e ne è stata sempre trattata e mal ripagata malamente. La giornata delle donne non è una festa, è una ricorrenza di morte. Delle donne sono morte in questa giornata per lavorare, chiuse, schiavizzate. E le cose non sono cambiate. Nonostante siano la maggioranza, nonostante siano le nostre compagne, amanti, sono tutto per noi, i nostri angeli. Ed io come uomo in questa giornata vorrei poter chiedere scusa, chiedere perdono a tutte le donne che subiscono violenza, una violenza assurda verso chi ci ama. Questa è la giornata delle donne, una ricorrenza. Ma se unite le donne come delle gocce d'acqua nel mare possono spostare intere tonnellate di ferro a forma di nave, milioni di donne possono, se vogliono, cambiare il mondo. E con questo voglio augurare a tutte le donne una buona festa, ma che sia una festa, non più la ricorrenza del dolore, una festa dell'uguaglianza. Passerà qualche generazione, indubbiamente. E la colpa dei maschi maleducati e malcresciuti. A te la linea, Antonino. Grazie, stasera un Vito esistenzialista, però non male, devo dire, con sta Madama Butterfly di sottofondo. Adesso però jingle e poi torniamo con George McRae, Rock Your Baby del 1974, anche perché abbiamo un po' sforato. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, l'anno era il 1974, questo era George McRae, Rock Your Baby, Woman take me in your heart, rock your baby, donna portami nel tuo cuore, scuoti il tuo bambino. Oh Dio mio, effettivamente il diabete mi sta salendo a proporzioni veterotestamentarie, ma un po' di poesia a quest'ora della sera ci sta tutta. Allora, le 19:37 e 2 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata del venerdì. Siamo ormai negli ultimi 7 minuti di trasmissione, dopodiché ci saluteremo e, come vi dicevo, ci ritroveremo con calma domani alle 9:35 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà per il garage dell'Alfista. Allora, le 19:37 Sveva, se tu sei pronta avremmo un bel diritto e rovescio come ogni venerdì sera, che ne dici? Sì, certo, ci siamo. E allora mandiamolo, vai. Nel suo discorso alle Camere riunite degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump, a soli 44 giorni dall'inizio del suo mandato, ha fatto il punto sui suoi obiettivi immediati, ribadendo che vuole mettere le mani sulla Groenlandia, facendola diventare il 51esimo Stato degli Stati Uniti, conquistare il Canada e riacquisire con le buone o con le cattive il canale di Panama. In pratica Trump vuol fare quello che Vladimir Putin sta facendo sull'Ucraina, cioè vuol mettere le mani su degli stati sovrani che non ne vogliono sapere di essere annessi agli Stati Uniti d'America o che intendono governare i loro paesi come meglio loro credono. Si spiega così perché quando Vladimir Putin apprese la strategia rinunciataria di Trump sull'Ucraina, il dittatore moscovita non credette alle sue orecchie, perché temeva che Trump, con la sua incredibile arrendevolezza, gli volesse tendere una trappola. Invece la sua era una vera proposta. E rieccoci qua alle 19:39 e 20 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. E allora noi a questo punto il telefono è ancora aperto, 0292947222, se avete voglia di intervenire, se avete voglia di commentare le notizie di questa sera. Tra l'altro abbiamo ancora il Vaticano che dice che oggi il Papa condizioni stabili nella complessità, la prognosi resta riservata, è stata una giornata tra riposo, preghiera, un po' di lavoro e il raccoglimento in cappellina per una ventina di minuti, riferisce la sala stampa vaticana. A proposito di femminicidi, Pamela Mastropietro, riferisce la DN Kronos, la ricorderete tutti, la povera Pamela Mastropietro che nel 2018 venne violentata, uccisa e fatta a pezzi a Macerata da questo nigeriano Osegale, Innocent Osegale, che è stato condannato in via definitiva all'ergastolo. La mamma di Pamela ha incontrato Osegale in carcere, riferisce la DN Kronos, si penta e dica la verità. A darne notizia di questo incontro, tra l'altro, alla DN è stata proprio la madre della povera Pamela Mastropietro e dice la signora Alessandra Verni, la mamma di Pamela: quando incontri il carnefice ti vengono tanti pensieri in testa, ti verrebbe da sbranarlo, ma non risolveresti nulla, anzi diventeresti un carnefice anche tu. In questo modo non darei giustizia a Pamela, diventerei carnefice anche di me stessa e non è questo quello che voglio. Io volevo un incontro costruttivo per me stessa e volevo dare una chance a Osegale di pentirsi e dire la verità. Incontrare non vuol dire perdonare, ribadisce Verni. Io dono a lui la possibilità di pentirsi, di dire la verità, di denunciare, e dono a me la possibilità di guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che ha causato.
continua la mamma di Pamela, aggiungendo che lui ha accettato l'incontro e devo dire ci siamo entrambi comportati civilmente. Era stata proprio la mamma di Pamela nei mesi scorsi a chiedere di vedere l'uomo, per il quale la condanna è stata confermata a gennaio scorso dopo un secondo ricorso straordinario in Cassazione. Abbiamo parlato, aggiunge, spiegando che il colloquio è durato oltre 4 ore, ma senza voler entrare nel merito. Verni è da sempre convinta che Osegale abbia avuto dei complici e non abbia fatto tutto da solo, nonostante questo non sia stato accertato né in sede di indagine né tantomeno giudiziaria. Io gli ho detto che lui deve denunciare, comunque gliel'ho detto, non mi fermo, continuo a cercare i suoi complici. La mamma tuttavia non vuole che questo incontro possa trasformarsi in una strada per ottenere permessi premio o benefici. Dovrebbero cambiare qualcosa, precisa Verni. Una vittima che deve incontrare il carnefice deve per forza passare per il percorso di giustizia riparativa e questo non è giusto. La mamma di Pamela ci tiene a ringraziare il corpo della polizia penitenziaria del carcere e anche la dirigente. Sono stati fantastici in questo percorso. Io penso che questo incontro sia servito a me, penso anche a lui. Mi sono presentata come Pamela, mi sono vestita come lei quel giorno, ho scurito i capelli come lei, con la coda e la frangia, e mi sono messa anche la maglietta con le foto di come l'ha ridotta per ricordare quello che ha fatto, racconta all'ADN Cronos, spiegando che soprattutto all'inizio la rabbia c'era, ma ho parlato col cuore. Dio e Pamela oggi mi sono stati vicini, conclude. Signora, guardi, il nostro affetto, credo che siamo in tanti e non solo io, il nostro affetto per lei è un affetto immenso, perché lei oggi ha compiuto qualcosa di sovrumano, di qualcosa che è veramente Übermensch, per dirla con Nietzsche, l'oltreuomo. Ecco, questo è l'Übermensch, questo è andare oltre la semplice umanità. È molto facile dire lo perdona, vedete, quando c'è sempre un fatto come questo c'è sempre un giornalista, un collega che sbatte il microfono sotto la bocca del parente della vittima e dice lo perdona, quest'ansia di sentire lo perdona. La signora non mi pare che l'abbia perdonato, però quantomeno lo tratta con umanità e vuole ancora giustizia per sua figlia, perché è convinta e ha tutto il diritto di esserlo, che sua figlia sia morta non solo per mano di questo tale, ma anche per mano di altri. E ha tutto il diritto di poter esprimere il proprio dolore, ha tutto il diritto di incontrare questo assassino, che non vuol dire perdonarlo, non vuol dire perdonarlo, perché in questo paese abbiamo questa corsa alla storia edificante. La storia edificante, no, si può anche decidere di riservare il perdono a una questione morale, a qualcosa nella propria coscienza, ma non servirsene per poter far uscire gente dalla galera in maniera anticipata dopo le cose orrende che hanno fatto. Per cui, signore, il nostro affetto va a lei e a Pamela, andata via troppo presto. Noi abbiamo finito per questa sera, bella gente. L'appuntamento è domani alle 9.35 trattabili, se volete, col garage dell'Alfista, altrimenti lunedì alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con una bella canzone di Luigi Tenco, care signore all'ascolto. Mi sono innamorato di te, del 1962, che dedichiamo a tutte voi che ci state ascoltando in occasione dell'8 marzo. Prima di tutto a mia moglie che è qua e che mi sente. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.